professor Beniamino Biondi, responsabile da parte dell'Associazione dell'Ucraina qui ad Agrigento. Diversi sono stati i fermenti, le attività diciamo di accoglimento, Ioppolo, abbiamo visto anche Montevago, Palma di Montechiaro, insomma raccolta fondi da parte dell'Accademia Belle Arti Michelangelo. Ci aggiorni delle novità. Sì, sulla prima disponibilità che ho ricevuto dal direttore Alfredo Prado e dal sindaco Giuseppe Portella di Ioppolo Giancascio sono riuscito a far arrivare i primi 4 ucraini in Sicilia, una mamma con 3 bambini che sono adesso ospiti della comunità di Ioppolo Giancascio, che si è tutta stretta intorno a questa famiglia con una grandissima generosità. Ci sono anche delle novità in merito a ulteriori viaggi che dovrebbero essere compiuti in queste ore o nei prossimi giorni e che sto cercando di sostenere economicamente per poter realizzare i viaggi che portano questi profughi in Sicilia. Sulla disponibilità dei sindaci che immediatamente dopo questo evento, che è stato giustamente ben pubblicizzato, hanno creato una vera e propria rete di solidarietà. Moltissimi si sono messi in contatto con me offrendo posti letto, per cui possiamo dire ad oggi che riusciamo ad ospitare tra le 50 e le 60 persone in appartamenti autonomi sotto il controllo rigoroso degli enti pubblici e dei sindaci che se ne faranno carico, anche per scongiurare pericoli che invece possono essere dietro anche forme di accoglienza privata che io invece sconsiglio, senza appunto una serie di verifiche che devono essere fatte anche rispetto alla nazionalità delle persone che arrivano. Per cui mi auguro che in queste ore i miei contatti, alcuni sono in viaggio in Polonia, altri stanno uscendo dall'Ucraina, possano scegliere la Sicilia come loro destinazione, ricreando anche delle piccole forme di comunità del loro paese in attesa che la guerra cessi al più presto e possano fare ritorno alle loro famiglie e ai loro mariti in guerra.